Era gremita la chiesa di Custozza di Longare che ha accolto Linda Pironato, 38 anni, e la figlia Noemi Dalmaso, di 7, che hanno perso la vita domenica mattina nel tragico incidente ad Agugliaro mentre si recavano ad una festicciola organizzata con altri genitori e bimbi. E proprio i compagni di scuola di Noemi hanno voluto esserlo vicini, anche qui, con le maestre. Sul tuo banco abbiamo posato i nostri pensieri, i nostri disegni per te. È un fiore giallo, il tuo colore preferito. Sei un angioletto che ci guarda da lassù, i tuoi compagni e le maestre. Il dolore in questo momento ha generato in noi una maggiore consapevolezza e reso la vostra comunità più forte e unita. Ci impegneremo, Linda e Noemi, per essere un punto di riferimento per la vostra famiglia. È difficile pregare, ma mi sento di chiedere allo Spirito Santo, il Consolatore, di darci la forza e di continuare a celebrare la vita. Ciao Noemi, ciao Linda, ti voglio bene. Il parroco Don Paolo Facchin, ricordando la fragilità umana, si è ispirato alla foto che accompagna la bara di Noemi. Noemi, quasi una piccola profezia, tende la manina verso le bolle di sapone che salgono verso l'alto e verso la luce. Essa nasce quasi per una magia. E noi, creature di Dio, e ogni vita nasce grazie al soffio dello Spirito di Dio. La bolla resiste e vive per pochi secondi, ma l'intensità e la gioia che fa scaturire nei bimbi crea in loro stupore e meraviglia, che non pensano al tempo che le rimane da vivere, perché è più importante la gioia. Come le bolle di sapone, con la canzone di sottofondo scelta e dedicata dal marito e papà Francesco, i compagni di scuola di Noemi hanno accompagnato il volo della mamma e la figlia in cielo in una nuvola di palloncini bianchi e 2 cuori rossi.